Le prossime 2 settimane saranno le più importanti per garantire la riapertura delle scuole. Chiediamo quindi un sacrificio in più ai nostri concittadini che tutto sommato, potendo scegliere di trascorrere le vacanze in Sicilia, hanno preferito andare fuori. Queste le parole dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Dal Ministero tramite una nota è stato ribadito che la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre grazie allo sforzo di tanti attori in campo. Il MIUR, ricordando che già dal 1° settembre gli istituti saranno impegnati nel recupero degli approfondimenti, sottolinea che in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, gli uffici scolastici regionali, le scuole con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le associazioni di studenti, i genitori. Il 26 giugno scorso sono state presentate al Paese le linee guida per il rientro che hanno consentito di avviare le operazioni per la ripresa. In vista di settembre sono stati stanziati 2,9 miliardi per consentire lavori di edilizia scolastica, affitto di nuovi spazi, acquisti di nuovi arredi, 2,4 milioni di banchi monoposto saranno distribuiti nelle scuole, un investimento mai fatto con questa portata dallo Stato. Incremento di docenti e ATA, formazione del personale, acquisto di strumenti tecnologici. È anche vero però che il dato epidemiologico resta il parametro principale che guiderà le decisioni.